le scene live con il tour che inizierà a marzo, che toccherà tantissime città italiane e europee. Martedì uscirà il loro nuovo album di inediti, eccolo qua, Grande Nazione. Stasera ci fanno scattare da questo lavoro La mia valigia, i Litfiba. Casa tracolla, 2 occhi, 2 orecchie, 2 ruote, 2 zip, sogni lontani, avanti dai, parlare e raccontare tutto quello che hai. Casa perfetta, il massimo dal minimo, indispensabile, note parole, rivedi del cuore, e vivere in viaggio è un atto d'amore. Sui vetri del mare. Piegati perfetti, nascosti nel buio, nascosti nel caos, dentro di me. Viaggiare e sognare è un atto d'amore. La mia valigia è il vento, pronta a partire, pronta a tornare, pronta a deviare di terra e a deviare di mare. La valigia è il mondo, è il mondo, è il mondo da mare. La vita è viaggio e cambiamento. Litfiba a 11 anni dall'ultimo, a 11 anni torna un inedito del Litfiba. Ciao, ben trovato. Andiamo un pochino più avanti, che non ci si sta qua. Allora, grazie molto. Senti, un disco Grande Nazione che mi sembra, insomma, davvero si possa definire senza compromessi.
Beh, il compromesso è una cosa che effettivamente fa parte della quotidianità, quindi sarebbe un po' folle considerarlo tale, però è un disco che parla diretto, è un disco molto Diretto, in quel sincero, senso, sì. un disco molto sincero. Abbiamo affrontato sia cose personali che cose anche più aperte verso il mondo esterno, quindi anche sulla politica, è un disco anche un po' politico, se vuoi. Tra l'altro, a questo proposito, sai, avrei letto anche tu su Repubblica qualche giorno fa, qualche giorno fa, Castaldo, a proposito del rock, ha detto in Italia latita, cioè sta scomparendo dalle classifiche, ma soprattutto ha detto una cosa, secondo me, abbastanza interessante, non rappresenta più nel mondo la colonna sonora dei movimenti di protesta. Tu sei d'accordo? Ma movimenti di protesta ce ne sono. Cioè che il gli rock in qualche modo indignati non è più la colonna sonora, insomma, di... Ma non lo so, la colonna sonora non è un film, insomma, è giusto fare anche le colonne sonore, ma i film sono quello che contano, la sostanza, quindi l'importante è che esistano ancora movimenti come quelli degli indignati, poi starà anche a loro decidere qual è la loro colonna sonora, può essere anche un mantra indiano, insomma, l'importante è che esistano le idee in movimento. Senti, ecco. Grande Nazione fa parte di una trilogia, giusto? Perché Sì. Sì, una trilogia, diciamo che questo volendo sarebbe il secondo secondo step. E il terzo quindi sarà che cosa? Non lo so. No, pensavo lo sapessi, sugli avessi già stati. scritto. No, È una trilogia sugli stati. Senti, e ultima cosa, domani, l'album uscirà dopodomani, invece Sì. domani l'album Grande Nazione verrà anticipato dal Litfiba Day. Sì, Sei è una emozionato? giornata- Sì, Sì, no, molto emozionato. Cosa Sono succede? sempre emozionato. Anche quando ti vedo sono sempre Quello emozionato. perché sono molto raffreddato. Anche se c'è la goccia al Sì, naso sto io mi malissimo, emoziono. non fare così. Volevo essere degno di un rocker, ma non ce la faccio. Quello se poi mi fate sono stato questa Bravo. Allora, cosa succede in questo Litfiba Day? Domani al Litfiba Day presentiamo questo documentario che si intitola Cervelli in fuga, che è un piccolo spaccato della nostra visione attraverso una tournée musicale in giro per l'Europa, dove abbiamo rincontrato persone, fan, ma non solo, insomma, persone che hanno avuto... Nel 2011, quindi il tuo. Nel 2011 e che ci ha aperto molto il nostro piccolo cervello e ce l'ha mandato in fuga. Non dire anche così. Verso... No, va bene, è importante essere consapevoli dei propri limiti. Senti, a marzo invece c'è il nuovo tour, Grande Nazione Tour 2012, con 3 anteprime che saranno a Firenze, poi a Milano e a Roma, giusto? Poi continueremo in Europa e poi si ritorna in Italia. Mai a casa. A casa no, a casa ci stiamo, come? Sempre. Sempre. Comunque la nostra valigia è sempre sempre in pronta. movimento. Bravo, questo tutto per La tira, Grazie Litfiba. Grande Nazione, copertina l'hai insegnato tu. Ci vediamo tra poco con Alessandro Siani, Claudio Bisio e poi l'onorevole Maroni. Grazie, tra poco.